È Pierfrancesco Strano il nuovo direttore sportivo del Treviso Football Club. Il 33enne romano è stato presentato nella sede di Via Foscolo alla presenza del vicepresidente Alessandro Botter. Strano, da 10 anni nel panorama calcistico, arriva nella Marca dopo un'ultima stagione da responsabile scouting dell'Avellino. Per la società biancoceleste, che disputerà la prossima stagione in Serie D, una ventata di rinnovamento. Sicuramente lavorerò duramente e con entusiasmo, con passione per dare una gioia ai tifosi, per dare una gioia alla città e per dare una gioia soprattutto anche alla proprietà e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Ci saranno dei cambiamenti rispetto alla passata stagione, sia per quanto riguarda la guida tecnica che per quanto riguarda il gruppo squadra, e successivamente poi nelle prossime settimane vedrete i primi volti nuovi che verranno ad indossare questa storica maglia. Poche conferme rispetto all'organico che ha disputato la stagione 2024-2025. L'obiettivo, dice Strano, è quello di inserire giovani di prospettiva, soprattutto di proprietà, per iniziare un processo di patrimonializzazione del club, affiancando loro anche giocatori esperti. In questo modo si punta a creare un mix solido come squadra e con esso la risalita verso le categorie superiori. Cercavamo un direttore sportivo giovane che però avesse esperienza in squadre professionistiche e che soprattutto conoscesse i giocatori dall'eccellenza alla Serie A, dalla Sicilia sino alla Val d'Aosta. Siamo arrivati alla scelta di Strano e posso dire dalle prime settimane con le quali sto collaborando con lui che è stata sicuramente la scelta giusta.